Arriverà presto la farina di grillo, l'Unione Europea ha detto di sì. Lei che ne pensa? È pronta ad assaggiare la farina di grillo? No, non l'assaggerei. Non è curiosa? No. Mia figlia me ne ha parlato stamattina, la grande. Mi faccia un piacere, mi schifa solo il pensiero. Mi schifa solo il pensiero. No. No. Non ce la facciamo? No, coltiviamo, noi abbiamo la fortuna di avere tanta terra, coltiviamo il nostro grano e ce lo facciamo. Grillo? Mi faccia un piacere. Non penso proprio perché non credo che lo comprerò mai. Ha sentito che arriverà la farina di grillo tra un po' nei supermercati? Sì, ho sentito, ma non sono d'accordo. No. Assolutamente no. Noi veniamo dalla Sicilia, noi abbiamo un grano che è fantastico, per cui sostituirlo sarebbe veramente una bestemmia. Un affronto. La comprerà, signora? No, assolutamente no. No, non tradiamo la nostra terra noi. Non ha voglia di un dolcetto fatto con la farina di grillo? Assolutamente no. Lo lascio agli altri. Cosa orrenda. No, io proprio no, assolutamente. Preferisco più la roba naturale, perché anche hanno detto che quella di grillo consuma più acqua. E allora è meglio di no. Mangeremo insetti? Ma se sono buoni, fatti bene, anche qui forse l'Italia si distinguerà, non lo so, vedremo. Quindi la prenderà? Probabilmente sì. Signora? Assolutamente no, visto che sono io che cucino, nella mia cucina non arriverà mai. Anzi, starò ben attenta a leggere le etichette da adesso in poi. Quindi? E quindi la mangerò da qualche altra parte.